Amici di Calcio Napoli 24, direttamente dal lungomare di Napoli, Grand Hotel Vesuvio, dove risiede l'Eintracht di Francoforte in questa giornata di match. Vedete il lungomare completamente blindato dalle forze dell'ordine, non si era mai vista di fatto una situazione simile in tutte le varie trasferte delle squadre europee qui a Napoli. Come vedete, la zona è completamente militarizzata e blindata. Questo è il Castel dell'Ovo, ovviamente la polizia che appunto è presente qui con altre camionette della polizia, mentre andando un po' più avanti, tutto live qui per voi amici di Calcio Napoli 24, all'Hotel Royal Continental sono presenti i 400 tifosi dell'Eintracht di Francoforte che ieri sono giunti in città in treno da Salerno, e come vedete anche qui la situazione fra carabinieri e polizia vede un dispiegamento di forze enorme e soprattutto vede il lungomare completamente blindato, nessuno può passare senza che la polizia e le forze dell'ordine lo diano il via libera sostanzialmente. Vi dico che sono previsti in arrivo alcune centinaia di ulteriori tifosi tedeschi, e quindi sono previsti qui in città. E vi dico che al momento i tifosi dell'Eintracht sono tutti all'interno dell'hotel, nessuno è stato fatto scendere per il momento, mentre tra l'altro il mare qui è in tempesta, quindi agitato, e quindi questa situazione noi vi terremo aggiornati su tutto. Al momento lungomare blindato, tutto tranquillo. Vedete, stanno facendo proprio colazione al momento i tifosi dell'Eintracht, che appunto sono qui all'Hotel Royal Continental, e il lungomare appunto continua ad essere blindato.